Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne Eucaristia pasquale riceveremo la benedizione papale che, attingendo al tesoro di grazia della Chiesa, ci donerà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i nostri peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e invochiamo il dono pasquale della riconciliazione. Fratelli e sorelle, tutta la Chiesa è in festa per la vittoria pasquale di Cristo sul peccato e sulla morte. Anche noi con il battesimo siamo risorti a vita nuova e ora vogliamo fare memoria di questo inestimabile dono ricevendo l'aspersione con l'acqua battesimale benedetta questa notte durante la veglia pasquale. Ognuno di noi, sinceramente pentito dei propri peccati, possa sentirsi rinascere a una vita nuova e ricevere il perdono del Signore. Ripetiamo insieme: Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. O Padre, gloria a te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti della salvezza. Gloria a te, Signore. O Cristo, gloria a te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel fonte battesimale con la parola della vita. Gloria a te, Signore. O Spirito Santo, gloria a te che dalle acque del battesimo ci fai rinascere come primizia della nuova umanità. Gloria a te, o Signore.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gratias agibus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo Figlio unigenito hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Ci alziamo in piedi per il canto della sequenza pasquale. Agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliat peccatore. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidis impia. Scimus Christum surrexisse, a mortuis bene, tu nobis victor rex miserere. Signore, sia nel tuo cuore e nelle tue labbra, perché tu possa proclamare degnamente il Vangelo del Padre, del Figlio e dello Cristo, Spirito nostra Santo. Pasqua, si è immolato. Facciamo festa nel Signore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo era corso più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul capo, non posato là coi teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato 3 letture molto ricche, molto belle, diverse però l'una dall'altra. Mi soffermo sulla prima lettura. Abbiamo sentito quel discorso che San Pietro fa dopo la risurrezione, annunciando la risurrezione di Gesù. Mentre il Vangelo ce lo racconta, ci mostra Pietro che arriva al sepolcro e non sa che cosa pensare, si limita a constatare che non c'è più il corpo del Signore, ma, dice l'Evangelista, non avevano ancora capito che il Signore doveva risorgere, quindi erano in piena confusione. Qui invece troviamo un Pietro assolutamente certo di quanto sta annunciando, cioè che Gesù è risorto. Cosa era intervenuto? Lo sappiamo, il dono dello Spirito Santo. Quindi questi discorsi che Pietro fa è dopo la Pentecoste, però riguardano il mistero della risurrezione di Gesù, ed è molto interessante ascoltarlo e vedere come ne parla. Anzitutto Pietro enuncia degli eventi. Alcuni di questi eventi la gente li conoscevano bene. Voi sapete, dice, ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando da Galilea, che Gesù aveva predicato, aveva guarito coloro che erano sotto il potere del male. Questo lo sapevano tutti, lo sapevano anche i soldati che l'hanno crocifisso. Vi ricordate? Dicevano: tu hai salvato gli altri, salva te stesso. Hai salvato gli altri. Che Gesù quindi fosse passato beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, come dice Pietro, era cosa risaputa. Che i suoi avversari lo avessero condannato e ucciso appendendolo a una croce
Anche questo tutti lo sapevano. Quindi Pietro ricorda anzitutto degli eventi ben conosciuti, voi sapete. Ricorda però anche un evento che non era conosciuto, ed è questo che lui annuncia, è questa la novità, che Dio cioè avesse risuscitato Gesù il terzo giorno e che avesse voluto che si manifestasse a testimoni prescelti, Pietro e gli altri apostoli. Questo non tutti lo sapevano, ed è la novità che Pietro annuncia e che fa conoscere a tutti coloro che lo ascoltano. Quindi Pietro annuncia anzitutto degli eventi, ma immediatamente, senza soffermarsi su questi eventi più di tanto, li enuncia semplicemente. Successivamente Pietro nel suo discorso dà anche una interpretazione, una spiegazione di questi eventi. Che cosa vogliono dire questi eventi? Altrimenti rimanevano incomprensibili per la gente, come era stato incomprensibile per loro quando scoprirono il sepolcro vuoto. Ci ha ordinato, dice Pietro, di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Non dice semplicemente ci ha ordinato di dire, testimoniare che lui è risorto. No, ha un'altra formula, ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Il contenuto dell'annuncio, il contenuto della testimonianza di questi testimoni prescelti non è semplicemente il fatto che Gesù è risorto, certo lo cita, Dio l'ha risuscitato, ma è soprattutto il significato di questa risurrezione, che altrimenti rimarrebbe incomprensibile. È quasi dato per scontato che Gesù sia risorto, ma Pietro ci fa capire che Gesù non è risorto per tornare alla vita di prima, come era capitato per esempio con Lazzaro. Anche Lazzaro era stato risuscitato, però era tornato alla vita precedente. No, per Gesù non è la stessa cosa. Gesù è risuscitato per essere giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. È un'espressione, diciamo pure, non facile da capire e da spiegare. Chi è che ha visto un giudice dei vivi e dei morti? Nessuno fra di noi. Quindi cosa vuol dire? Ecco, non fermiamoci più di tanto, ma questa espressione, per certi aspetti misteriosa, ci fa capire tuttavia che la risurrezione di Gesù non è semplicemente un ritorno alla vita precedente, ma è un essere reso partecipe della vita stessa di Dio, perché solo Dio può giudicare i vivi e i morti, solo Dio può costituire qualcuno giudice dei vivi e dei morti. La risurrezione ha quindi collocato per sempre Gesù nella vita e nella potenza di Dio. Ecco che cos'è la risurrezione per Gesù. Quindi Pietro non si limita a dire Gesù è risorto. Sì, è risorto, ma come? Come Lazzaro? No. È risorto nel senso di essere partecipe pienamente della vita stessa di Dio, della potenza, del potere stesso di Dio. O viene espresso anche con altre espressioni questa realtà che per certi aspetti indicibile, siede alla destra di Dio. L'ascensione, ecco, indicano questa novità assoluta che è la risurrezione di Gesù per Gesù. Ma subito dopo Pietro, se avete fatto caso, dice anche il significato che ha questa risurrezione per noi. Non si limita a dire Gesù è risuscitato, Dio l'ha costituito giudice, e noi stiamo lì a guardare e diciamo, vabbè, a me cosa? No, lo dice subito. Costituito giudice dei vivi e dei morti, Gesù risorto non attuerà
questo suo potere soltanto alla fine dei tempi, perché noi magari questa immagine la colleghiamo col fatto che Gesù alla fine verrà, giudicherà i vivi e i morti. No, Pietro dice che questo potere di giudice dei vivi e dei morti Gesù lo esercita già ora, e lo esercita nel modo della salvezza, nel modo del perdono. A lui, dice, a lui tutti i profeti hanno dato questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Lui, costituito giudice dei vivi e dei morti, farà questo. Darà il perdono dei peccati a coloro che credono in lui per mezzo del suo nome. Uno dice: ma che strano giudice! Che strano giudice è questo? Gesù risorto, che non giudica in modo distaccato e neutrale come fa qualsiasi giudice umano. Il giudice umano non deve fare preferenze, non deve prendere partito per uno o quell'altro, deve essere assolutamente neutrale. E no, invece Gesù prende partito. Gesù ha delle preferenze. Per chi? Per i peccatori, non per gente brava, in gamba, meritevole, per noi poveracci, deboli, fragili, incoerenti, paurosi. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Giudice misericordioso e benigno che sta dalla parte di noi, poveri peccatori, che ci affidiamo a lui, dal momento che lui ha dato la vita in nostro favore. Capiamo allora perché l'annuncio della risurrezione di Gesù è annuncio di gioia, di consolazione, di speranza per ciascuno di noi. Potremmo dire: meno male che Gesù è risorto, perché credendo in lui noi potremo ricevere il perdono delle nostre miserie per mezzo del suo nome, cioè per mezzo di lui, per mezzo dell'amore misericordioso che in lui il Padre ci dona. Meno male che è risorto. C'è una bella antifona che ripetiamo in tutti questi giorni di Pasqua e dell'ottava e che abbiamo cantato ripetutamente dopo la prima lettura. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rallegriamoci ed esultiamo non solo contemplando ciò che il Padre ha fatto in Gesù, strappandolo dalla morte e costituendolo giudice dei vivi e dei morti, ma quello che ha fatto in Lui per noi, per noi. Rallegriamoci ed esultiamo perché in questo giorno Gesù è risorto per unirci a Lui e per unirci al Padre delle misericordie per mezzo di Lui. Invochiamo con insistenza l'aiuto dello Spirito perché ci sostenga nel credere a questo annuncio che non è facile. Noi veniamo in chiesa, sentiamo questo annuncio, ma non è facile crederci davvero. Magari lo sentiamo per un orecchio ed esce per l'altro. Chiediamo che veramente lo Spirito Santo ci aiuti a credere e a interiorizzare questo annuncio di gioia e di speranza, in modo da poter sperimentare la potenza di vita che irradia da Lui e che ci dona il perdono dei nostri peccati e la vita nuova dei figli di Dio. La vita stessa di Gesù, che dicevo ieri, è sempre vita nuova, perché è la vita veramente piena, realizzata come Dio desidera. Uniti a Lui potremo davvero realizzarla anche noi.
Professiamo ora nel canto la nostra fede. Possiamo seguire il testo al numero 33 del libretto dei canti. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. Fratelli e sorelle, in questo giorno che celebra il fulcro della nostra fede,
Con il cuore pieno di gioia ci rivolgiamo a Dio perché il suo progetto di amore realizzato in Cristo venga accolto pienamente dall'intera umanità. Preghiamo e ripetiamo insieme: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di gioia. Trasforma la tua Santa Chiesa, generata dal Cristo sulla croce, e fa che viva sempre nella sua luce di risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di vita. Trasforma le regioni dilaniate dalla guerra, sostenendo quanti cercano la pace, e dona successo ad ogni tentativo di riconciliazione. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di luce. Trasforma il nostro Paese e libera la terra dalle tenebre del male e della violenza, per vivere da fratelli. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di speranza. Trasforma i giorni di coloro che si trovano nella sofferenza, infondi loro coraggio e fiducia per affrontare la prova alla luce della Pasqua. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di risurrezione. Trasforma la vita di tutti noi e confermaci nella fede, speranza e amore, capace di essere sempre testimoni gioiosi del regno di Cristo risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Signore Gesù, che con i tuoi insegnamenti e la tua vita illumini il mondo immerso nel peccato e nella morte, aiutaci a riconoscere la nostra dignità di figli di Dio e a vivere come testimoni luminosi del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti senti. Si compie dinanzi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, o Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene. Osanna, Osanna.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Ed io sarò salvato.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, o Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Ora una famiglia sale vicino al Vescovo, alla cattedra del Vescovo, per recare un saluto a nome di tutti noi, mamma, papà e 2 ragazzi, uno dei quali si prepara alla cresima, prossimamente riceverà la cresima dal Vescovo. Eccellenza, siamo molto emozionati ma felici di essere qui in rappresentanza della comunità e di tutte le famiglie che la compongono, per farle i nostri auguri per questa Santa Pasqua e darle un piccolo omaggio che è più un simbolo, un dolce simbolo di resurrezione. E se possiamo aggiungere che penso che sia l'intenzione di tutte le famiglie sperare che questa risurrezione porti la pace tra i popoli. Grazie di questo indirizzo di saluto che condivido pienamente. Pensavo i giorni scorsi che ci tocca fare una Pasqua non così serena, sia perché la pandemia deve ancora mollare le nostre situazioni, ecco, e poi questa guerra che veramente ci sconvolge e ci turba davvero. Quindi giustamente chiediamo davvero al Signore, che è il Dio dell'impossibile, quello che umanamente è impossibile, Dio può farlo, ecco, che ottenga il ritrovamento di sentieri di pace e di riconciliazione e ci aiuti anche noi a essere uomini, donne, bambini, ragazzi di pace. Quanto bisogno c'è di pace, e la risurrezione è proprio questo: ritrovare la pace con Dio, la pace con gli altri, ritrovare la pace con te stessi. Grazie di cuore di questo indirizzo. Un grande saluto a tutta la comunità della cattedrale che si ritrova qui normalmente per la sua vita liturgica, a ogni famiglia, specialmente i malati, i bambini. Ho visto con piacere questi bravi che sono stati bravissimi a stare attenti, ma ho visto che hanno fatto la comunione, vuol dire che sono già ormai pratici, è bello anche vedere questa presenza. Saluto anche tutti coloro che sono di altre comunità parrocchiali, perché la cattedrale è un po' la casa di tutti. Saluto coloro che ci hanno seguiti per Tenda TV e anche per Radio Palazzo Carli. Un grande augurio anche a loro e a tutti. Chiediamo che il Signore ci benedica, ci accompagni, ci sostenga col dono del suo Spirito in quella vita nuova che più volte è stata nominata, che è una vita da figli e da fratelli, una vita nella pace vera. Grazie al coro che anche oggi ci ha accompagnato con i canti, aiutandoci proprio nella preghiera. Grazie di cuore. Il Signore sia con voi. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della Santa Apostolica, Vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, e a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la nostra Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Chinate il capo per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura.
Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Letare, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deus, alleluia.